La speculazione fa parte del gioco nell'economia, lei è d'accordo su questo? Beh, dipende sul termine speculazione. Io mi occupo di economia, oltretutto ho un'azienda che si occupa di consulenza finanziaria, quindi di asset management. E la speculazione non è comoda nel momento in cui è contraria alla posizione nella quale sei. Cioè, se sei ribassista, ovviamente la speculazione a rialzo ti fa male e il contrario. Il punto è un altro, il punto è chi sta facendo questa speculazione. Chi è che sta incassando i soldi della speculazione? Le aziende di Stato. Questi miliardi che questo governo uscente sta mettendo sul piatto, al di là che sono sempre i nostri soldi, no? Quindi è evidente, ma dove derivano senza fare scostamento di bilancio, visto che il debito pubblico è insostenibile? Da un incasso maggiore dell'IVA sul gap tra il prezzo diciamo dal fornitore che Gazprom dichiara, io adesso non voglio fare difese di nessuno, ci mancherebbe altro, dichiara di mantenere il prezzo come gli accordi di anni fa, quindi lo vende a 2 e poi qualcuno a noi lo rivende a 300 o 200 quel che è, insomma. Adesso non voglio, ho fatto solo dei numeri ad esempio. Quindi chi è l'attore che sta incassando? Le aziende che importano e che quindi producono energia, che sono, ripeto, aziende di Stato. Quindi è lo Stato che sta facendo la speculazione, o almeno è lo Stato che fa comodo questa situazione, incassa IVA che poi mette sul piatto per allora qui diciamo che non siamo tutti d'accordo su questa cosa, mi scusi, perché sia Coin che Pipitone diciamo avevano qualche riserva da esprimere.